con la rabia, cinco mujeres creativas que sin nada hacían la 8, lo menos 20 mujeres violadas. Eso pasó el único día, Guatemala multiplica más, estamos enojadas. No voy a matar quien no entienda que esto es terrible, si aquí estamos preparadas. Siamo
Siamo tutte antisioniste! Siamo tutti antisionisti! Tenere 90 gradi. Però piano piano che prendo in conto, Faccio una stima della partecipazione, quante persone ci saranno? Non molto. 800? Troppo. Meno? Facciamo 500. Ah, sì. Di sionisti non ce n'erano più. Questa notte ho fatto un sogno, era sotto l'AIDF. Di sionisti non ce n'erano più, di Israele a testa in giù. La 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 la. Di sionisti non ce n'erano più. Se non cambierà, intifada pure qua! Se non cambierà, intifada pure qua! Se non cambierà! Conviene gli interventi farli qua. Sì, adesso Sono d'accordo, però se penso alle polizia non temere, piacere, Senato dessa Sardegna! Senato dessa Sardegna! Siamo su Videolina. Fascisti!
dovrebbero tutelare il popolo, lo reprimono e stanno al servizio dei fascisti dentro le istituzioni. Sardegna, Irlanda, Palestina, polizia bastarda, polizia assassina, Sardegna, Irlanda, Palestina, polizia bastarda, polizia assassina, Sardegna, Irlanda, Palestina, polizia bastarda, polizia assassina. La Costituzione italiana, la sovranità del popolo va a farsi fuoco. Dalla nostra terra, fermare il genocidio, fermare la guerra. Dalla nostra terra, fermare il genocidio, vergogna! No vogliamo complici per i palestinesi, per tutti i popoli oppressi, perché un giorno le immagini di Gaza, di Damasco, di Beirut, di Sana'a potrebbero essere le immagini di Cagliari, di Nuoro, di Oristano, di Sassari, di tutte le città della Sardegna, e noi lottiamo per questo. Nell'immediato futuro arriveranno, perché solo così possiamo far fronte alla guerra che è già qui, ma che sarà sempre più presente nelle nostre vite. Grazie. Massimo! Egno! Guarda, sono Massimo, da un po' mi occupo della questione di questa fabbrica, circa 10 anni. 10 anni in cui i poteri pubblici hanno consentito a queste carogne di espandersi a dismisura, violando tutte le normative per la sicurezza per la salute e per l'ambiente della popolazione. Naturalmente il grosso impatto di questa fabbrica non è la distruzione di questo angolo di Sardegna, il grosso impatto di questa fabbrica è che manda armamenti a mezzo mondo in tutti i campi di battaglia ad ammazzare centinaia e migliaia di persone. Questa è la vera maledizione di questa fabbrica, che è di proprietà di una multinazionale tedesca che si chiama Rheinmetall ed è uno dei più importanti agenti economici che promuove il riarmo e la guerra in Europa. È contro questo mostro che noi ci stiamo opponendo, quindi è bellissimo che oggi siamo riusciti a venire qua in tanti. Avete visto che non è facile, avete visto che la polizia si organizza per non farci avvicinare, e forse non è evidente, ma la nostra presenza qui in questo momento è molto importante, perché questa fabbrica lavora su 3 turni, cioè non si ferma mai, non si ferma di giorno, non si ferma di notte, non si ferma di sabato, non si ferma di domenica. Secondo me anche a Natale fanno il regalino che esplode. Perciò a metà giornata hanno bisogno di fare il cambio turno, e siccome sono qua in mezzo alla campagna, l'unico modo per arrivarci è questa strada o quest'altra strada. Perciò il fatto che noi stiamo qui in mezzo alle scatole impedisce che succeda quello che è successo un mese fa quando eravamo qua, che l'azienda manda un grosso pullman con 50 operai dentro, lo manda in mezzo alla campagna e poi gli operai gli fa camminare in mezzo alla campagna per arrivare alla fabbrica e evitarci. Quindi la nostra presenza qui, che sembra una perdita di tempo, in realtà è molto importante quello che stiamo facendo, perché guardate che questa campagna così lunga contro questa fabbrica, questi nostri sforzi di non farla espandere per 10 anni,
hanno pochi esempi nel resto d'Europa, non ne hanno in Italia. Questa cosa che stiamo facendo noi qua, dalle altre parti la guardano come un esempio, e queste carogne che sono i proprietari della fabbrica la guardano con paura, è per quello che non vogliono cedere, perché non vogliono che questo diventi un esempio, e invece deve diventare un esempio, nonostante l'atteggiamento vigliacco dei poteri pubblici che si nascondono dietro fesserie, capito? Perché hanno loro, per una volta hanno la responsabilità di dire sì o no al riarmo, sì o no alle bombe. Per una volta la responsabilità è loro, e si stanno passando raccontando scemenze. Non lo possiamo fare, se no mi mettono la multa. Ma cosa hai lasciato? La macchina in doppia fila? Ma questa è una responsabilità seria, e sino a oggi il rischio, anche economico, di opporsi a questa fabbrica con ricorsi. È vero, se perdi un ricorso amministrativo, il ricorso amministrativo costa un sacco di soldi, è rischioso, se lo perdi ti possono condannare e chiederti un sacco di soldi, è vero, solo che questa responsabilità sino a oggi ce la siamo presa noi, e non questi politicanti di merda che prendono degli stipendioni per poi dire non lo posso fare, se no poi mi mettono la multa e magari. E allora perché ti sei fatta eleggere? Se la responsabilità ce la dobbiamo prendere sempre noi, di difendere la salute e la sicurezza della popolazione e soprattutto il futuro di questo pianeta. Ok, grazie a tutti. Indipendenza e sociale. Ok, grazie a tutti, io sono Ivano e faccio parte dell'ultima generazione. Me da anche now esatto su pianti due dau, se da me da noi suoi e uso pro a fare disobbedienza civile, no? A bloccare il suo cambio il suo turno dei ovreri. E secondo me già il risultato è poter seguire a Dubai e fare pure del russo, poi se uso medasa, non riuscivo che se uso stati uso mai gli aici medasa, non basta a essi medasa, devo pure seguire proprio per stare in senza civili, poi è chiaro che oggi duscianta che penso in noi, no? Chiaro, duscianta. Dunque da secondo me potevo pure provare a trovare rugasa in tutti i sentiti, sempre con questa non violenza a voti, con questa assertività, però secondo me non ci da poter fare. E mi avragi meta che non potevo poi dai finta con i ovreri, con i questioni che vivono sul luogo in noi, poi se no se uso bruschetto gente che viene da Castello, da Dattari, da Doni al luogo, però non sul luogo. Però oggi come queste più now già e si dà in porto e se noi e seguire a quest'andara, questa pure a trovarla già nuda. Spero penso che potevo fare serrare questo logo e a cambiare produzioni più utilose a poi darvi di questo mondo. Grazie. No, grazie a noi. A maniera e dai, si avvicina poi. Noi aspettiamo di intervenire. Chiamerei Mirella dell'Osservatorio contro la militarizzazione di scuole e università. Mariella è un po' lontana, c'è Graziano vicino. Oh, Graziano. Graziano Bullegas. Aiuto. Non è Mirella. Buonasera a tutti, non sono Mariela, sono Graziano Bullegas. Questa è sicuramente una battaglia per la pace, è una battaglia contro il riarmo, perché i prodotti che escono fuori da questa fabbrica poi vanno a finire da altre parti, che creano distruzione, morte. Lo abbiamo visto in Palestina, lo abbiamo visto in Yemen, lo abbiamo visto in tantissime parti.
ma è anche vero che questa è anche una battaglia per l'ambiente. Io sono un militante ambientalista, sono il segretario regionale di Italia Nostra e da 2017 sto seguendo la vicenda di questa fabbrica maledetta che ha distrutto un'intera vallata, un intero territorio, abusivamente tra l'altro, con una serie di autorizzazioni che poi non hanno retto davanti al giudice amministrativo. Vi ricordo appunto che questa un tempo era una valle ridente, dove c'erano fiumi, laghetti, rimboschimenti, a fianco a 200 metri da questa valle c'è una zona di protezione speciale che arriva fino a Gonosfanatica, Montellina, Smarganai, dove ci sono tutta una serie di specie che erano protette, che adesso probabilmente non ci sono più perché c'è un poligono che spara ogni settimana e che quindi li ha fatti allontanare, quindi vanificando anche il valore di un'area, di un SIC, di una zona protetta di importanza internazionale. Ecco, contro tutto questo noi ci siamo battuti anche davanti nei tribunali amministrativi e siamo riusciti poi anche a vincere questa battaglia. Quello stabilimento, l'ampliamento di quello stabilimento è stato ultimato a novembre del 2021. Nel 2025 non ha potuto funzionare nemmeno un giorno perché appunto siamo riusciti a dimostrare che questo stabilimento era abusivo. Questa secondo me è una delle grosse battaglie che abbiamo vinto, aver impedito in questo periodo florido per guerre di poter far funzionare, di poter far produrre questo stabilimento. Oggi siamo chiaramente ad un bivio e devo dire che quindi la nostra battaglia è ancora quella del dimostrare che tutti devono rispettare le leggi, anche le multinazionali che producono bombe. Questa multinazionale non le ha rispettate, non ha rispettato le direttive europee, la direttiva Habitat, la direttiva Seves, tutta una serie di altre direttive. Non ha rispettato le norme italiane, non ha rispettato le leggi della Sardegna, piano paesaggistico regionale, la legge sulla valutazione di impatto ambientale, niente, è saltato tutto questo. Ecco, noi oggi quindi siamo chiamati ancora una volta, ed è questo il senso dei numerosi appelli che abbiamo fatto alla Presidente della Giunta regionale, numerose lettere che abbiamo mandato cercando di convincerla che questa non era la strada possibile, che il sì, l'ampliamento di questo stabilimento non era possibile e non è possibile. Ci dicono, ma i tecnici dicono quello. Guardate, sono gli stessi tecnici che nel 2019 avevano detto che questa fabbrica non produceva esplosivi e che quindi non era assoggettabile alla valutazione di impatto ambientale. Cioè, nonostante il Ministero degli Interni abbia rilasciato tutta una serie di autorizzazioni per la produzione di esplosivi, solo ai funzionari della regione Sardegna era sfuggita questa cosa, grazie a una dichiarazione che loro hanno voluto credere. Questi hanno voluto credere che questi non producessero esplosivi e quindi non dovevano essere assoggettati a tutta una serie di norme. Questa purtroppo è la realtà. Gli stessi tecnici, o perlomeno gli stessi uffici, oggi dicono che tutto va bene. Come? Sì, tutto va bene, ma siccome hanno costruito anche nel letto del fiume, allora magari si potrebbe vedere di fare un altro progetto da assoggettare a VIA, tanto ti diamo l'autorizzazione, poi facciamo un altro progetto. Ma com'è questa cosa? Un po' come se noi andassimo a fare il collaudo della macchina senza freni, senza fari, e poi quello ah sì, te l'autorizzo, dopodiché quando hai tempo ritorna, rimetti i freni, i fari, ritorna che poi la ricollautiamo. Non funziona così, ti danno un calcio in culo il giorno che vai a fare un collaudo di questo tipo. Ebbene, questa è l'autorizzazione che la Regione Sardegna sta per dare in questi giorni, probabilmente domani o dopo. Questa purtroppo è una cosa sulla quale noi tutti siamo chiamati davvero a riflettere. Ci hanno detto, ma altrimenti ci commissariano. Ma chi, cosa, dove ve la siete inventata questa cazzata? Oppure c'è un problema di danno ambientale, lo diceva Massimo prima, sì, danno ambientale, cioè di danno erariale. Danno erariale lo stiamo pagando noi nel momento in cui stiamo andando ogni 2x3 a raccogliere fondi per poter finanziare le nostre battaglie legali. E ci ritroviamo contro sempre i legali della regione che invece stanno dall'altra parte a difendere gli interessi di questa fabbrica, di questi che distruggono il territorio. Questa purtroppo è la realtà che stiamo vivendo oggi.
ci dicono anche ma dobbiamo pensare all'occupazione. Ma sì, pensiamo, io sono d'accordo che dobbiamo pensare all'occupazione. Tanto chiarirei subito che non me ne frega un accidente di quel lavoratore 102 di quel lavoratore che aveva il posto fisso nella pubblica amministrazione, che poi si è spostato per andare a lavorare lì per guadagnare. Di quello non me ne frega niente. Mi interessa dei tanti lavoratori disoccupati che esistono in questo territorio e ai quali bisogna dare una risposta, ma non può essere questa la risposta. Io chiudo perché mi dicono che devo chiudere, vi ringrazio e vi dico che la battaglia oggi non è finita, riprende probabilmente nei palazzi dei tribunali. Bravo Graziano!